sì, assolutamente. Sedetevi. Sì. Io devo fare un ringraziamento particolare quest'oggi a Don Ugo Bastiani, perché quando giovedì ci siamo incontrati a bere il caffè e abbiamo visto il meteo, il sindaco è stato timoroso, diceva vabbè, ma insomma domenica chissà, forse facciamo in chiesa, insomma su in parco magari sarà brutto tempo. Invece Don Ugo non ha avuto un secondo di tentennamento, mi fa ma sta sto scherzando Cindy? Ma se sta sto disegno? No, si vede in domenica in parco. Innanzitutto saluto perché vedo per la prima volta Don Ugo Bastiani. Noi eravamo abituati con Don CD per molti anni, non so, noi siamo da 30 anni che c'è questa festa che la comunità di Capriva ci accoglie sempre con grande unità e con grande disponibilità. Ormai noi ci sentiamo di casa qua a Capriva. La terra Dio creò con i monti, prati e suoi colori, il profumo dei suoi fiori, che ogni giorno io rivedo intorno a me, che osservo la terra respirare, attraverso le piante e gli animali, per conoscere io dovrò, per sentirmi d'essere parte almeno un po'. Questa avventura, Il Signore sia con voi. Vieni qui Gesù, vieni in mezzo a noi e spezza ancora il pane come facesti un dì.
contento di essere qua. Tutti questi ragazzi che ringrazio che la mamma mi ha portato qua per festeggiare lo sport per crescere. Io sono più felicità, mi auguro buona giornata a tutti.